grazie, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui anche se in sostituzione e vi porto moltissimi saluti da parte della professoressa Brollo, che muove poco la mano per salutarvi perché è infortunata, però con il cuore è qui e sente questi temi, tant'è che mi ha permesso di sostituirla in questa occasione. Inizierei subito, visto che i tempi sono stretti, per darvi un'idea di come ci confronteremo questo pomeriggio. La professoressa Rumiati è un'esperta di neuroscienze, la dottoressa Puccio è una donna di impresa. Entrambe possono darci un contributo, direi, veramente eccezionale su temi che da un lato sembrano stranissimi, donne e uomini uguali e diversi, e dall'altro sono però il fondamento del dibattito di tutto questo festival e il fondamento dei cosiddetti studi di genere. Inizierei proprio con la professoressa Rumiati per capire qual è il fondamento di questi studi, e cioè siamo veramente uguali o siamo veramente diversi, noi donne e uomini? Grazie per l'introduzione e veramente ringrazio anche gli organizzatori per questa opportunità. Qualche anno fa ho pubblicato un libretto per la serie Farsi un'idea del mulino, in cui affrontavo il problema delle differenze tra donne e uomini, anche se di fatto questo non è mai stato un tema di ricerca per me, perché mi sono occupata di relazione mente-cervello, ma diciamo in altri ambiti, mi sono occupata di linguaggio, di memoria, di altre cose, però lavorando alla SISA, che è una scuola di dottorato in ambito scientifico, ci sono 3 aree: fisica, matematica e neuroscienze. Negli anni mi sono posta un po' il problema del perché fossimo così poche. Quando dico poche dico il 10%. E ovviamente ho fatto quello che si fa avendo la formazione che ho, e quindi ho cominciato a leggere gli articoli scientifici, i libri, per cercare di capire se ci fosse una spiegazione perché nelle scienze ci fossero poche donne. E sono giunta alla conclusione che non c'era una ragione, cioè non c'era una ragione, diciamo, biologica, non c'era una ragione genetica, non c'era una ragione ormonale. Le ragioni devono essere da un'altra parte. E quindi la prima risposta è: siamo molto diversi, nel senso che veniamo trattate molto diversamente dai maschi, ma mi sono fatte le idee abbastanza chiare rispetto, per esempio, alle nostre abilità nell'ambito della matematica, della fisica. Le differenze, non c'è dubbio, ci sono, ma non le ricondurrei a delle differenze in natura. Ecco, questo, diciamo, non nasciamo svantaggiate, lo diventiamo. Dico la verità, ho divorato il libro della professoressa Rumiati e sono arrivata qui che da un lato un'idea me l'ero fatta e dall'altro avevo e ho ancora tanti temi da sfatare. Se non siamo poi così diverse, che cosa ci è successo, dottoressa Puccio? Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio anche io per l'invito. Cosa ci è successo? Questa è una cosa interessante. Io mi sono accorta di essere una donna quando sono ritornata in Italia a 37 anni. Cioè, il punto di cosa... Adesso capirà. Allora, io sono friulana, comunque nata a Udine, quindi cresciuta in una terra che stavo adesso chiacchierando al caffè, che io considero una terra dove le donne in realtà sono forti e francamente credo che sia questo il motivo per cui me ne sono accorta a 37 anni. Non mi è mai stato, non ho mai avuto un'esperienza in cui, finché ero in Friuli, fino a 17 anni, in cui mi riconoscevo diversa dai miei compagni di classe, dai miei compagni di giochi, di sport, eccetera, e tanto meno in famiglia con fratelli e sorelle, insomma. Perché la cultura, secondo me, dove sono cresciuta, e con grande fierezza dico la cultura friulana, non me ne dava evidenza. Tra l'altro un'esperienza universitaria, io mi sono laureata a Venezia con una docente, un economista, la professoressa Bergamin Barbato, mi ricordo che diceva sempre ma tu e la Mio siete friulane perché comunque avete una marcia in più. Allora, di Chiara Mio penso non devo dire chi è perché non lo sapete tutti, vabbè, io ero un nostro compagno di università, mettiamola così, ci siamo laureati insieme a Venezia, quindi
Però era buffo, no? Come avevamo 21 anni e questa professoressa dell'università ci diceva ma tu e la mia oppure la mia diceva ma tu e la Puccio non avete mai perché siete donne friulane. Io ascoltavo, non capivo. Ho studiato a Venezia, poi ho lavorato negli Stati Uniti per parecchio tempo, sono rientrata in Italia, ma insomma il vero rientro in Italia dopo aver lavorato negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, in Gran Bretagna e in Svizzera è stato appunto a 37 anni, dove dopo una settimana che mi ero insediata in una nuova azienda, era una start-up, nel 2001 ancora non è che questo linguaggio start-up fosse così comune come adesso, però era una start-up a capitale finlandese dove io facevo l'amministratore delegato e dopo una settimana telefonate di 10 giornalisti che volevano intervistarmi come se fossi un fenomeno, ma io non ero assolutamente un fenomeno, non ritenevo di essere un fenomeno. Il motivo io pensavo fosse il business dell'azienda che di fatto stavo per iniziare a guidare, perché veramente era passata una settimana con l'11 settembre in mezzo, perché era iniziato il 3 settembre, quindi era una situazione senza caos. E scopro che mi chiamano per intervistarmi, ma parlo di giornali nazionali, Corriere della Sera, Repubblica, eccetera, perché ero donna. E venivo intervistata da giornaliste donne che mi dicevano che mi chiamavano perché ero un amministratore delegato donna e forse in Italia non ce n'erano altre. E ce n'erano? Probabilmente no, in realtà nelle telecomunicazioni probabilmente effettivamente non ce n'erano. Credo che qualche anno dopo, un'altra così sempre a memoria, uscì un articolo sul Mondo, io qualche anno dopo ero amministratore delegato di Sony Ericsson ed ero una delle 10 donne in Italia come amministratore delegato per fatturato, avevano tirato la linea a 500 milioni di euro di fatturato, effettivamente io stavo dentro le 10, credo fosse l'ottava, nona, quindi forse qualche anno nel 2004-2005 eravamo in grandi aziende, poche. Proviamo a fare il passaggio con il mondo scientifico dell'università. Se questa era la situazione nell'impresa nel 2004-2005, qual era la situazione nel mondo delle neuroscienze e nel mondo della SISSA dove lei lavorava? Allora, ci sono delle differenze nel mondo accademico. Nelle scienze, la situazione è molto più grave che nelle altre discipline. E in particolare le donne sono poco rappresentate nella fisica, nella matematica, nella chimica, però anche nell'economia, come lei sa, come sapete. E in alcuni aspetti dell'ingegneria. Allora, c'è un problema, la situazione è abbastanza complicata perché allora, da una parte ci sono pochi docenti, cioè ci sono poche donne tra i docenti in queste aree. E questo come incide? Questo incide in modo drammatico perché, dal mio punto di vista, perché la mancanza di modelli, secondo me, è respingente, nel senso che non trovando docenti è molto più difficile per una studentessa immaginarsi come potrà essere la sua vita, la sua carriera, quindi questo sicuramente è deleterio. Però in altri ambienti è successo un cambiamento, per esempio in medicina dove c'erano tanti uomini e poche donne, adesso tra gli studenti ci sono molte più donne che uomini, forse è stato anche già il sorpasso, per cui le cose possono cambiare, ma ecco che allora torna uno dei miei argomenti preferiti. Se fosse un evento naturale quello di non essere in grado di fare una cosa, non ci si spiega perché nel giro di, 50 anni la presenza delle donne in medicina sia aumentata. Cioè, se fosse stato davvero un problema di essere nate adatte o no, sì, ma dico, l'evoluzione della specie non modifica niente in 50 anni, quindi torno alla domanda che mi ha fatto all'inizio, cioè ci sono cambiamenti che sono chiaramente di tipo culturale, dipendono dalle policy che le società si danno, insomma. Evidentemente per la cura, nell'ambito della cura, questo è stato possibile, forse perché, è diventato improvvisamente è diventato accessibile anche alle donne, chiedetevi perché, insomma. La professoressa Lumiati non dà risposte ma fa domande e io queste domande provo a condividerle con la dottoressa Puccio. Allora proviamo a capire
poche donne c'erano nelle imprese, poche donne nelle scienze, con delle eccezioni che si vedono via via sempre più marcate, medicina, ma porto l'acqua al mulino delle scienze giuridiche, anche negli studi giuridici ormai le donne primeggiano e quantitativamente sono più dei maschi, sia nel percorso di studi, sia ora si vede nei percorsi di dottorato. Allora, cerchiamo di capire se questo balzo dell'evoluzione è del tutto inspiegabile o se riusciamo a trovare dei fili conduttori. Allora, e poi torniamo magari sulla questione dei modelli. Infatti. Un altro dato che abbiamo usato, diciamo, parecchio, quando poi ne riparleremo, immagino, andremo sulla legge, diciamo, sull'azione positiva che abbiamo fatto come paese a livello legislativo. Un dato che ormai da qualche anno, per cui credo siano almeno 6 anni, che c'è stato, se mettiamo economia e scienze economiche tra le scientifiche, cosa che non bisogna fare effettivamente, però diciamo che prendiamoci una licenza e lo mettiamo nelle STEM più I, mettiamo economics, alla fine le STEM sono statistica, tecnologia, engineering e math, no? E se mettiamo questo da 6 anni o 7 anni c'è stato già il sorpasso in Italia di laureate donne, cioè ci sono più del 50% dei laureati delle università italiane sono donne. Quindi questo è già un dato. L'affluenza al mondo del lavoro statisticamente è sotto il 50%, però più o meno si aggira sul 40%. Io vi posso portare un esempio di una grande azienda italiana dove adesso dirigo la fondazione di questa Accenture, cioè Accenture è un'azienda americana, ma in Italia comunque impiega 15.000 persone e all'accesso, quindi anche quest'anno entrano in 2.500 neolaureati, il 40% era il target, è stato ampiamente superato, quindi siamo arrivati a quasi al 50%, dove veramente diciamo, il parametro di entrata per passare il primo screening dei curriculum effettivamente essere uno di ritorno allo STEM più E, no? Più economia, effettivamente ci si concentra su queste facoltà, quindi teoricamente guardandoci, ma la cosa è chiaramente cambiata. Però effettivamente è molto, se io guardo la mia esperienza, io ho iniziato a lavorare nell'87, studiavo ancora, dovevo fare ancora un esame e fare la tesi, però sono stata selezionata per uno stage negli Stati Uniti, quindi il mio primo lavoro che in Microsoft ho fatto negli Stati Uniti mentre mi stavo laureando, quindi facevo una tesi comparata tra sistemi pensionistici americani e italiani, vabbè, era un po' così. E effettivamente le aziende americane già prima degli 90 così in Italia assumevano in modo indistinto e soprattutto cercavano anche di essere equilibrate, non c'erano azioni positive, però era una cosa naturale, cioè nella ricerca e cercando il massimo dei voti, perché cercando il 110 lode o comunque sopra il 108, mettiamo 108-110 lode, nella rete probabilmente i curriculum femminili già fine anni 80 e anni 90 emergevano, no? Quindi nella ricerca dell'eccellenza poi la donna emergeva. Nel proseguimento della carriera, quindi il vero problema parte dopo i 2 anni, no? Dopo i 2 o 3 anni in azienda cominciano a differenziarsi le vie. E non è questo, io quello che dico sempre per anche le ragazze che lavorano con me o comunque in generale quando mi trovo a parlare, ultimamente mi trovo a parlare di leadership femminile più che in generale, più che diciamo, magari in consiglio di amministrazione e anche all'interno dell'azienda, chiaramente queste sono una delle azioni positive che si fanno nelle aziende. I problemi nascono dal fatto che si comincia per esempio a chiedere trasferimenti e per qualche strano motivo le donne sono meno portate o erano meno portate, dovrei dire quelli della mia generazione, a trasferirsi, ma trasferirsi anche semplicemente andare a fare l'università un po' più in là o andare a cercare un lavoro un po' più in là, e questa non è differenza, è chiaramente una cosa culturale, cioè il fatto di allontanarsi da casa, e torno alla parola cura. Cioè la parola cura è una parola protetta ma anche maledetta in fondo, no? Cioè, è veramente una parola da prendere con cura, appunto, perché è stata secondo me una delle ragioni culturali per cui ci si mette dei freni che non hanno, in teoria veramente non hanno alcun senso, perché poi alla fine
le cose si riescono a gestire, no? Però io ritrovo che poi alla fine questa sia una delle cose belle e brutte della parola cura, no? Che di fatto è una bellezza ma è un freno. Mi piace fermarci un attimo su questo tema della cura, perché tradizionalmente la cura è un tema che le culture hanno affidato alle donne, ma anche che la biologia ha, quantomeno in una fase, affidato alle donne. I compiti di cura in natura seguono questa differenza così marcata per genere, come la possiamo vedere noi in questa descrizione che viene dall'impresa, no? Donne che si pongono nell'ottica, sin dall'inizio della loro carriera, di privilegiare i compiti di cura e i compiti di cura vicino a casa rispetto a delle prospettive magari più intriganti, più interessanti, e rischiano di entrare in un cul-de-sac, in una strada senza uscita professionale. Io non sono un'etologa, quindi non posso... Lei oggi è la nostra scienziata. Sì, non posso allargarmi molto, però è chiaro che si tratta di divisione del lavoro. Allora, se tradizionalmente, diciamo, queste responsabilità vengono lasciate alle donne, è chiaro che poi avranno più difficoltà ad essere mobili, cioè saranno più stanziali, si sentiranno la responsabilità della cura dei genitori, dei figli e così via. Io non lo so, qui entriamo forse in un argomento, in un ambito un po' così, un po' spinoso, però io non sono sicurissima che il problema per le donne al lavoro sia di conciliazione con lavoro-famiglia, diciamo. Io non credo che sia solo questo, credo che ci siano dei problemi in più, perché il problema della conciliazione lavoro-famiglia, insomma, non è difficilissimo da risolvere, basta dare dei servizi, così. Cioè, se le aziende mettono le riunioni alle 7 di sera, è un problema per le donne, ma lo è anche per gli uomini. Dipende come ci si mette d'accordo a casa, insomma. Quindi dipende molto dalla cultura di un paese, dalla cultura degli uomini, delle donne e degli uomini, che deve essere un po' condivisa, sono responsabilità che vanno condivise, no? Non sono convinta che il problema degli asili o delle riunioni a tarda ora siano un problema tipicamente delle donne, dovrebbe essere un problema di tutti. Un problema in una società di uguali. Esatto, a cui noi aspiriamo, ovviamente, anche perché siamo venute qua, ci crediamo. Allora direi, proviamo a vedere le misure promozionali, no, per questa società di uguali. Io sono totalmente d'accordo. E infatti su questo dico che vi posso portare esempi di poi donne che non hanno avuto figli, che hanno esattamente gli stessi problemi di carriera, cioè che hanno avuto, il differenziante famiglia poi non incide, è un preconcetto che le ragazze stesse all'inizio della carriera un po' si fanno. E quando dico che il primo freno avviene dopo 2 o 3 anni, proprio avviene al primo trasferimento, no? Cioè le vere diseguaglianze e differenziazioni che si fanno si iniziano a fare quando si creano un po', io chiamo le squadre di calcio, no? Cioè di nuovo parlo anche della mia esperienza quando ero più giovane, cioè le famose squadre di calcetto. Se i colleghi maschi giocano a calcetto, creano un club, che è un club del calcetto, dove le donne al massimo, se gli piace qualcuno di quelli che giocano a calcio, vanno a vedere la partita di calcio, giusto? Quindi è un problema proprio di come evolvono i rapporti di squadra all'interno delle micro società, nel senso che si creano all'interno dei gruppi di lavoro. E di nuovo, io poi uso la parola problema, ma non nel senso che sia un problema, è un fenomeno di fatto, no? È un fenomeno. Allora il fatto di avere dei gruppi di donne che si riuniscono allo stesso modo, non vanno a giocare a calcio, non vanno all'uncinetto, ma magari parlano di leadership femminile, sono la cura che le aziende inizialmente multinazionali, alcune aziende italiane, posso riferirmi magari un po' a Luxottica, abbastanza una di queste, che si sono date come metodo di, chiamiamolo così, di autocoscienza, di riorganizzazione, di mettere in evidenza i temi,
in modo molto difficile, perché in realtà poi si parlava di modelli prima, no? I modelli probabilmente sono un'altra delle cure, parlando di... Andiamo alle soluzioni. Beh, allora, i temi ci sono, abbiamo le diversità, abbiamo le somiglianze, le differenze, abbiamo i temi sociali. Direi che è il momento di iniziare a vederle queste cure. Una cura sono i modelli positivi, i modelli proprio di mentoring, di guardare a una donna che ha fatto la carriera a cui forse anche tu puoi o non sai di poter voler aspirare. Direi nel nostro panorama però quello che è balzato agli occhi di tutti è che a un certo punto si è iniziato a parlare di quote, di queste famose o famigerate quote di genere. Innanzitutto un chiarimento: che cosa intendiamo per genere nel mondo delle scienze? Perché se ne fa un gran parlare, no? Uomini, donne, maschi, femmine, genere. Allora, no, è giusto porre questa domanda. Diciamo, la parola genere principalmente è usata nell'ambito delle scienze sociali, perché ha una connotazione più soft rispetto a differenza sessuale. A me non dispiace dire differenza sessuale, perché vuol dire che ci sono delle caratteristiche che variano a seconda che uno sia X o XY, punto. Cioè non c'è altro. E questo comporta una serie di fatti, insomma, che sono facilmente descrivibili. Quando si parla di genere si tende diciamo, ad includere, oltre alle differenze strettamente biologiche, anche altre caratteristiche che sono più nell'ambito sociale o culturale. Quindi diciamo, sessuale e genere in genere appunto, connotano un approccio o scientifico, scientista se volete, oppure un approccio sociale. Detto questo, se entriamo nell'ambito, nel vivo della questione delle quote, mi pare che il problema sia chiarissimo, cioè la situazione sia molto chiara. Allora, esiste una, chiamiamola categoria, che è sottorappresentata rispetto a un'altra che è onnipresente. Non vi diciamo di chi stiamo parlando. Questo è il fatto, quindi le differenze di genere in questo caso, cioè il genere in questo caso è definito come presenza di uomini e donne, insomma, il genere viene declinato in questo modo. Se poi mi chiede cosa ne penso, glielo dico volentieri. Prima sento di che cosa parliamo e poi un'opinione ce la facciamo tutti. Allora, la storia delle quote, e parliamo della legge 120/2011, tratta di posizioni apicali in un mondo molto definito, che è quello della governance aziendale, che era partito all'inizio degli studi e anche insomma, della messa in opera, diciamo anche parlamentare, come molto definito, e cioè che riguardasse soltanto le società quotate in borsa. Sono circa 500, sono anche meno adesso, sono sotto 500, quindi parliamo veramente di, come si dice, veramente di pochi numeri. Poi si è ampliata invece nel corso del percorso della legge anche alle partecipate pubbliche, quindi le aziende improvvisamente da 500 sono diventate 5.000, 8.000, a dire la verità il numero non lo sa nessuno perché non si sa, ma la grandezza diciamo, ha aggiunto qualche zero. Che cosa è successo? Ma cosa è stata la cosa? Allora, tutto è partito da due principi. Uno era un po' tutta la filosofia, quella scuola di pensiero che riguarda il merito. E io non voglio prendere distanze da quello perché poi l'ho predicata e praticata per molto tempo. Adesso io sono in una fase di riflusso su quello, perché vi dico la conclusione subito, perché di fatto chi se lo merita e chi ha talento oggi, e parliamo delle donne, senza troppi giri di parole, ce la fa.
Il problema è chi invece comunque diciamo ce la potrebbe fare con un po' di accompagnamento e di aiuto. Quindi anche quando parliamo di mentoring oggi non parliamo del mentor, del mentore, del talento, perché il talento oggi ce l'ha spianata la strada. Forse il talento 30 anni fa ce l'aveva meno, era un po' più difficoltoso se non aveva la professoressa illuminata che ci diceva ma voi siete friulani, non avete bisogno. Quella è stata una cosa, era come proprio annaffiare dei semi che stavano germogliando, no? Io sono stata convinta che ero friulana, non avevo bisogno, non avevo capito che si intendeva donna friulana, no? Però quello era fondamentale, avere un professore che all'università ti dice ma voi avete una marcia in più, la prendi, la incameri, sei un po', diciamo, magari anche un po' autoriferito, con un ego un po' più cresce prima, no? Però ti aiuta. Ma quella è una scuola, appunto, secondo me, non voglio parlare del passato, ma di qualche anno fa. Oggi veramente bisogna aiutare un gradino più sotto, ecco, come dire, quelle vanno aiutate. Allora, tornando alla legge parte da una scuola di pensiero che è il merito, e dall'altra dall'esperienza, che in realtà è un'esperienza veramente di 40 anni, dei paesi scandinavi che hanno introdotto le quote in politica inizialmente, con un gran dibattito negli anni 70, quindi con l'eredità diciamo degli anni 70, negli anni 80 introducono le quote di genere in politica, negli anni 90 iniziano a dibattere sulle quote di genere in economia, concetto un po' lato, no? Nel mercato, chiamiamolo così, poi diventa impresa. Poi nei primi anni 2000 la Norvegia e la Finlandia, si parla sempre tanto di Norvegia ma in realtà l'ha fatto anche la Finlandia in modo diverso, intraprendono due strade. La Norvegia, paese di pochi milioni di persone, poi bisogna sempre pensare anche a che tipo di società poi ci si riferisce, quindi a situazioni dove in politica le quote di genere c'erano e quindi le donne erano rappresentate al 40% nel mondo politico-amministrativo da ormai 10 anni, si arriva con le confindustrie, chiamiamole così per capire con le associazioni di impresa a portare questa legge nel Parlamento norvegese, danno del tempo, quindi la legge dice avete 12 mesi per mettervi al livello giusto che da subito hanno deciso di essere il 40%, il 1° gennaio del 2005, quindi la legge del 2004, entra in vigore nel caso in cui non vi siate messi in ordine al 40% dei consigli di amministrazione, quindi sono nomine, okay? Di fatto succede così, si arriva alla fine del 2004, le aziende per la maggior parte non si sono messe in ordine e quindi la legge di fatto viene enforced, di fatto inizia a fare il suo compito. E anche qui c'è un po' di disinformazione o comunque un po' di leggerezza nel riportare le cose da quelle bravissime giornaliste che ci intervistavano noi donne, sono delegati di quegli anni. La legge norvegese prevede che anche se per una piccola cosa tu infrangi la legge, non in senso penale ma in senso societario, tipo questo della governance, quello che succede, cioè viene sciolto il consiglio di amministrazione, cioè viene sciolta l'impresa, quindi abbastanza qualsiasi cosa tu faccia hai questo tipo di sanzione. Lì si è fatto un po' invece una grande, sì, questa cosa perché sembrava una cosa pazzesca, invece uno va a leggere il diritto societario della Norvegia, è abbastanza scritto così, quindi quella legge viene scritta con la sanzione che nel caso in cui entro 12 mesi non avessero portato i consigli di amministrazione al 40% con presenza femminile, l'impresa veniva appunto diciamo così sciolta. Ovviamente nel giro di 12 mesi la Norvegia fa un balzo al 40%. Quindi le donne c'erano, come dire, non è che non c'erano, evidentemente c'erano, che è la famosa l'altra grande scoperta, che le donne poi in Norvegia c'erano, e uno però dice, sì, ma in Norvegia effettivamente erano già 10 anni che c'erano anche in politica e nell'amministrazione pubblica, quindi ci sta pure, tant'è vero che guardando i profili delle donne di quegli anni, di 10 anni fa, nei consigli dei norvegesi, tante erano ex politiche o ex, diciamo, politiche amministrative, no? Poi in Finlandia cosa succede invece? E quindi le donne erano sempre quelle, si può dire? Sì, quindi un po' c'è stato questo fenomeno che nei primi anni sembrava che ci fosse, infatti le chiamavano le golden skirt, no? le donne dalle gonne d'oro.
In Finlandia succede che esattamente negli stessi anni si decide di non andare per legge, ma andare per disposizioni, diciamo, associative. Quindi la borsa finlandese, all'interno del suo codice di autodisciplina, dispone di raggiungere una quota del 40%, e se non lo fai c'è il principio del comply or explain, quindi quindi persegui il principio o spieghi perché non lo fai, difficile da spiegare, no? E quindi anche la Finlandia molto velocemente si porta a quel livello. Perché la spiegazione più ovvia che si dà è che le donne non ci sono e non si propongono. Vedo che la professoressa Rumiati ha un moto di orrore. Ho un moto di orrore perché evidentemente, come abbiamo appena sentito, se non c'è una sanzione non succede nulla. Allora si possono avere tutte le intenzioni migliori di questo mondo, però è un'ipocrisia dire appunto vogliamo solo il merito e quindi se le donne non sono brave non le prendiamo, ma siccome non è così, le donne sono brave, senza una sanzione non emergono, non vengono messe nei posti apicali, per cui anche a me non piace l'idea della riserva, però siccome senza la sanzione non è possibile, cioè senza la norma, diciamo, non è possibile scuotere questo torpore, allora usiamo la norma, pazienza, cioè finché non diventiamo una società matura, adulta. Vorrei aggiungere una cosa, se posso, alle società del nord, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. In quei paesi, e mi riferisco soprattutto alla Svezia, all'Islanda, alla Norvegia, non solo sono più equi, ma questa equità è stato dimostrato che ha un effetto benefico anche sulle prestazioni cognitive degli studenti. Allora, laddove in tutto il mondo, specialmente in Italia, non so, in Turchia, insomma, in questi paesi ci sono delle differenze alle prove, per esempio in matematica, alla prova del PISA, dove i maschi vanno sempre meglio delle femmine. In questi paesi non solo vanno allo stesso modo, ma addirittura a volte anche vanno meglio. Quindi vuol dire che diciamo, questi aspetti di equità hanno un'influenza anche sulla cultura, hanno un'influenza anche su come poi gli studenti si avvicinano, e le studentesse si avvicinano a materie che tipicamente sono poco amate o poco frequentate dalle ragazze. Questo è un dato molto significativo, è stato pubblicato qualche anno fa in una rivista molto prestigiosa, Science, in uno studio condotto da degli economisti. Cioè l'ambiente sociale, una democrazia paritaria, una società di uguali è un luogo in cui si può vedere scientificamente, poi nelle prove c'è maggiore uguaglianza anche poi nell'approccio cognitivo. Anche in quegli ambiti che tipicamente sfavoriscono le ragazze. È così. È uno studio che è stato condotto su, mi pare, 15.000 studenti e studentesse, insomma. Rappresentativo. Allora vediamo come stiamo pensando di fare per arrivare a quella società di uguali. Io lo faccio attraverso il racconto appunto di come è andata la legge e cosa è successo. Insomma, alla fine poi in Italia si parte un movimento di donne da diversi ambiti, sì, tante economiste, ma che noi economisti abbiamo lavorato molto con le giuriste su questa cosa, e devo dire con la politica. Abbiamo tentato, prima di arrivare alla politica, di percorrere una strada che fosse quella finlandese, e quindi di far inserire nel codice di autodisciplina di borsa italiana un accenno, un articolo, un richiamo che tra l'altro in modo molto laico, che richiamasse non solo la diversità di genere nei board, ma anche la diversità di nazionalità, di lingua, no? Di provenienza culturale. Quindi era una diversità che doveva far bene all'azienda. Se le aziende italiane vogliono essere competitive a livello internazionale, forse magari se facessero i consigli di amministrazione con delle rappresentanze di vari mercati o di varie geografie, magari fossero magari in inglese o nelle lingue che decidano loro, ma non necessariamente si parla italiano perché il presidente parla solo italiano, che questa è la situazione, no? che accade.
Si è tentata questa strada, sembravamo quasi arrivati in fondo. In realtà viene rinnovato il codice di disciplina e viene lasciato fuori l'articolo sulla diversity, dove appunto parlo di diversità appunto perché era più ampio di una quota femminile, ma era una quota anche sulla nazionalità. Quindi ci andiamo verso la politica, troviamo comunque un terreno abbastanza fertile bipartisan, assolutamente bipartisan, e quindi con un percorso insomma, che prende un paio d'anni, piuttosto rocambolesco, perché per passare, mentre al Senato passa abbastanza velocemente, per quanto la Emma Bonino, che era vicepresidente del Senato a quel tempo, si fosse astenuta, ma con una bella dichiarazione di voto, però comunque si è astenuta, radicale si è astenuta. Però devo dire, poi su questo percorso ci aveva combattuto rinforzandoci, secondo me, cioè faceva comunque l'avvocato del diavolo. Alla Camera era piuttosto agguerrita, quindi le parlamentari che si erano prese in carico questa legge di fatto cosa fanno? La mandano al voto il 7 dicembre, dove praticamente un terzo della Camera era già con la valigia in aeroporto, perché il 7 dicembre, come sapete, Sant'Ambrogio, quindi milanesi / lombardi in Parlamento non c'erano, quindi di fatto la legge passa senza i lombardi, il che è abbastanza interessante. E comunque alla fine questa legge passa, e questa legge ha delle caratteristiche secondo me interessanti, che sono, uno, la sanzione che viene inserita attraverso le audizioni che facciamo alla Camera, e quindi andiamo per gradi. Sì. Il meccanismo qual è? Il meccanismo, allora, prima esatto, dicevamo non usiamo il modello finlandese perché non ce l'abbiamo fatto, quindi usiamo quello norvegese, cioè andiamo per legge e diversamente dalla Norvegia prendiamo una legge, cioè decidiamo di andare di percorrere la strada della legge temporanea, quindi anche questa è un'azione che poi le giuriste sono molto più brave, possono spiegare esattamente dal punto di vista della Costituzione, che è poi l'argomento di questo festival, assolutamente rinforzato e rincuorato dagli articoli della Costituzione, però è di ispirazione americana, del modello americano della positive action, quindi insomma dell'azione positiva, dell'affirmative action, scusate, dell'azione positiva, e quindi facciamo un'azione che duri 9 anni, e quindi 3 mandati, a partire dal 2000 di fatto e 12, perché un anno dopo l'entrata in vigore della legge si dà un anno di tempo, quindi dal 2011 al giugno 2011 la legge viene pubblicata in Gazzetta, quindi viene poi effettivamente si attiva nel luglio del 2012 e andrà avanti per 9 anni, quindi adesso insomma, siamo quasi in addirittura d'arrivo. Infatti devo dire che siamo già al secondo mandato, insomma le cose ovviamente stanno andando molto bene. Questa legge contiene quindi il concetto di temporaneità, è una legge temporanea. Tante donne oggi si stanno chiedendo, quelle che sono nei consigli di amministrazione, quelle che guardano, che comunque studiano i fenomeni, cosa succederà dal 2019 in poi. La seconda cosa è la gradualità, quindi non come in Norvegia da un anno all'altro passare al 40%, ma in modo graduale entro il secondo mandato, prima un 15%, poi arrivare al 33%, quindi una forma graduale, quindi legge temporanea in modo graduale con sanzione. La sanzione in Italia è prima un avvertimento, poi una multa piccola, poi una multa grande, poi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione. Non si è arrivato a nessuno scioglimento del Consiglio di amministrazione, si è arrivato a qualche multa. Però, infatti i risultati in Italia sono uno, che le donne c'erano, ovviamente, e quindi io sono entrata nel primo consiglio di società quotata nel 2006 ed ero la 23esima donna. 10 anni fa, sì, nel luglio, sì, praticamente no. E adesso si parla insomma di qualche centinaia, no? Ovviamente, e si partiva dal 4%, si è arrivati, adesso i numeri del 2015 della Consob parlano del 22%, le mie colleghe in Bocconi che fanno queste analisi pensano che dopo questa tornata di nomine di questa primavera, probabilmente a fine giugno si arriva già al 27%, dobbiamo arrivare al 33%, ma è evidente che insomma ci si arriva. Vi do un po' di numeri di quello che è successo e di perché
l'analisi di Science credo fosse la Finlandia il paese, no? Con il PISA più alto, mi sembra di ricordare, o Norvegia o Islanda. Sì, infatti comunque, no, perché nei paesi comunque sì. E vi do dei dati. Allora, le donne passano nel 2007 5,6, nel 2006 erano 4%, al 2013 già al 27%, qui 27% perché comprende un'analisi anche delle partecipate pubbliche, mentre il numero che vi davo prima è che la Consob legge ovviamente le quotate, essendo l'autority della borsa per le quotate. I laureati nel totale, quindi non le donne, i laureati nel totale dei consigli di amministrazione passa dal 2007 del 73% al 2013 all'83%, si alzano di 10 punti. Se volete correlare i fenomeni, correlate da soli. Poi, l'età media, l'età con una barra a 60 anni. Gli under 60 nel 2007 sono il 54% dei componenti dei consigli di amministrazione, nel 2013 sono il 63%, quindi 13 punti. I membri, questo è un altro dato interessante che stanno continuando sono dati del 13, dati del 15 è ancora più interessante. I membri con un titolo post laurea, quindi parliamo di un master, di un PhD, un dottorato eccetera, passano dal 6% del 2007 al 7,2% del 2013. I primi numeri che stanno uscendo siamo all'8%, quindi anche lì abbiamo 2-3 punti percentuali che crescono. E sono nella totalità, non stiamo parlando delle donne che entrano, ma è la corte di fatto è tutto il consiglio di amministrazione, quindi l'effetto positivo che si è avuto ha alzato la barra, cioè se il fenomeno che tutti pensavano, adesso mettiamo le donne, chissà che arriva la moglie di, la cugina, la zia, ecco. In realtà la qualità dei board è migliorata, l'età media ha generato un processo virtuoso. Assolutamente, ha generato un processo virtuoso, si fa molta più attenzione a chi viene di fatto nominato, si cercano, per esempio una cosa che anche notiamo è si fa molta più attenzione alla multidisciplinarità del board, perché poi vedendo che le donne c'erano in tutti i campi e quindi venivano proposte, si è pensato ma perché non anche guardiamo agli uomini, guardiamo i curriculum e vediamo se riusciamo ad avere dei board multidisciplinari in generale, quindi questa è una cosa molto importante. Si è anche passati, in particolare nelle banche, al discorso della diversity di provenienza di paese. Quindi, se voi guardate i consigli di Unicredit, di Intesa San Paolo, c'è anche un'importante presenza non solo di genere, chiaramente ovviamente per legge, ma anche di provenienza di paese. Peraltro normalmente sono donne quelle che la fermo per un attimo per riflettere insieme su questa diversità e di questa ricchezza che troviamo nella diversità in un ambiente multinazionale com'è la Sissa. Si può trovare qualcosa in più nella diversità rispetto a un ambiente tipicamente nazionale, e quindi se c'è qualcosa che possiamo portare come esempio positivo che nasce dalla diversità. La Sissa, è vero, è un ambiente molto internazionale, almeno il 30% degli studenti di dottorato, è una scuola che rilascia un titolo di dottorato esclusivamente, e il 30% appunto sono studenti che vengono da tutto il mondo. Il valore aggiunto dell'avere una composizione simile è che innanzitutto anche gli studenti italiani vengono a contatto con culture, lingue, modi di pensare diversi senza dover andare tanto lontano. Quindi c'è un fattore così di vedere il mondo stando a casa. Diversità a domicilio. Diversità a domicilio. C'è anche una promozione di secondo me, almeno lo vedo nel mio laboratorio di 15 persone, ci sono stranieri, c'è una ragazza americana, c'è una ragazza che viene da Taiwan, c'è un ragazzo che viene dall'Africa, insomma è abbastanza diversificato e c'è una negoziazione continua, imparano a stare al mondo, in un mondo che è molto diverso da quello che era una volta, insomma, almeno quello italiano adesso
Cioè, diciamo, nella vita del laboratorio uno comincia già in qualche modo a farsi un'idea di com'è il mondo più grande fuori dalla propria città, dalla propria università e così via. Per cui secondo me è una ricchezza notevole, perché poi devono comunque entrare nel mondo del lavoro e devono andarsene devono andare a cercare fortuna, per cui è in qualche modo un allenamento per una vita che prospetta più o meno, insomma, questo tipo di ostacoli, o anche non necessariamente ostacoli, ma anche di cose favorevoli, ma comunque di novità, quindi se ne fanno subito un'idea, e mi pare che sia sempre positiva alla fine come e allora esito. Direi continuiamo su questo tema della diversità. Allora, qui adesso cosa succede? Siamo arrivati a un punto interessante, i numeri sull'analisi per esempio sulla diversità di provenienza è una cosa che sicuramente va ancora fatta. Per adesso la prevalenza per quanto riguarda i board è ancora ovviamente prevalenza italiana, però chiaramente c'è appunto questo dato che davo. All'interno, il vero passo successivo, cosa che non è stata fatta in Italia, ma per esempio in Francia invece la legge, dove la Francia ha visto una legge sulle quote abbastanza simile a quella italiana, abbastanza nello stesso periodo, però con un articolo in più, che abbiamo tentato di mettere in quella italiana, non siamo riusciti, per cui bisognerà farla con le azioni positive all'interno delle organizzazioni, non per legge, e cioè portare il concetto di diversità anche ai livelli, diciamo, sotto il consiglio di amministrazione, cioè all'interno delle organizzazioni. E come fare? Quali sono poi i metodi che si potevano immaginare che potessero arrivare anche per legge? Dottoressa, scusi, la interrompo. Allora, se capisco bene, il ragionamento che si è fatto sino ad ora è: mettiamo le quote, diciamola così brutalmente, per il board. Mettiamo le quote dove si comanda. Adesso però il ragionamento è un po' più sofisticato e diventa: iniziamo a introdurre l'idea che oltre alla plancia di comando dovrebbero esserci più donne più donne ovunque. Allora, per essere precisi, diciamo, questo pensiero c'è sempre stato, cioè il motivo, allora, la cosa di iniziare dai posti di comando era perché era onestamente la cosa più semplice da fare, perché erano nomine, facile fare una legge che tocca una parte dell'economia che sta lassù, le città quotate, dove bene o male poi in qualche modo la gestiranno. Poi è arrivata alle partecipate pubbliche, è stato più difficile, però poi ha trovato il presidente Renzi a nominare tutte donne presidenti delle grandi aziende quotate con partecipazione pubblica, no? Enel, eccetera, Poste, eccetera. L'idea era: partiamo da un luogo identificabile molto semplicemente per i numeri e per la sua natura, ai fini che in quei luoghi si possano elaborare politiche per influenzare le organizzazioni. Quindi il compito delle donne che ci credevano sarebbe stato quello di portare all'interno delle agende di consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno il punto di discussione sull'organizzazione, percorsi di carriera, report su numero di assunti maschi e femmine. Io mettevo anche sempre report su numero di promossi per posizione tra maschi e femmine, con un terzo report, di cui non abbiamo ancora parlato, sul livelli di retribuzione conseguenti rispetto a una certa posizione oppure conseguenti di una promozione. Quindi avere una fotografia della dinamica dell'organizzazione vista da un punto di vista del genere, quindi un'analisi di genere. Una volta all'anno chiami il direttore delle risorse umane in consiglio di amministrazione che ti faccia lo obblighi a guardare, perché almeno no, si vola dove si guarda, almeno guardi, vedi i numeri, poi vediamo se l'anno dopo torni con gli stessi numeri o se forse hai messo in piedi delle politiche. L'ideale sarebbe quello di inserire in bilancio, nelle note di bilancio, inserire una nota che riguarda proprio la diversity. Dice: allora, in questo anno sono successe queste cose,
Nel piano industriale sarebbe interessante se l'amministratore delegato mettesse degli obiettivi, no? di promozione, quindi queste sono le azioni che già all'inizio della legge, insomma del percorso di legge, si pensava di fare. Queste cose non sono, ve lo dico sinceramente, non si sono verificate in realtà, perché non essendo per legge probabilmente ci sia un attimo seduti, o comunque sia prego. No, sono d'accordissimo con questa tua analisi, diciamo, ma e volevo aggiungere che qualcosa di simile avviene anche nel mondo dell'accademia, perché non so, si sente ogni tanto che ci si lamenta del fatto, anzi spesso purtroppo, che non so, si va a una conferenza e nel board non ci sono, nel panel non ci sono donne. Com'è possibile? Non ci sono donne in ambiti dove sappiamo tutti che ci sono delle studiose eminenti di fama internazionale. Non ci sono donne perché chi organizza questi panel non viene sanzionato, diciamo, non c'è la norma, per cui insomma in questi casi, ecco, allora se uno organizza delle conferenze, distribuisce fondi di enti privati, forse possono anche fare quello che vogliono, ma quando invece si tratta di soldi pubblici, secondo me questo non è possibile, perché non è possibile che sistematicamente vengano ignorate, cioè venga ignorata la presenza femminile anche in ambiti dove sappiamo benissimo che può essere rappresentata a degli altissimi livelli. Questo forse, ripeto, in ambiti privati forse si può anche fare, però se parliamo di un ambito pubblico finanziato con soldi pubblici, qualcosina, una bacchettata sulle mani dovrebbe arrivare, secondo me, e alla gente poi passa la voglia di fare queste cose, perché è proprio un comportamento che non va rinforzato, non va premiato, è sbagliato proprio. La ferocissima professoressa Rumiati mi sembra non avere tutti i torti, e mi sembra che quello che stiamo andando a dire è: iniziamo dalla testa per poi proseguire in tutto il corpo. Assolutamente sì, io consiglio di fare sempre le foto quando si vedono dei panel di maschi, cioè fanno le foto e poi un bel posto. Vedi una macchina parcheggiata nello spazio, è la stessa fila, cosa. Nello spazio per un portatore di handicap, cioè sono cose non politicamente non corrette. Non corrette. Allora, le azioni sono proprio queste, e quando prima avevo anticipato il tema di un esempio di Accenture, ma ci sono anche altri esempi che si mettono proprio come obiettivo nell'entrata, nelle assunzioni delle aziende una percentuale anche dichiarata, no? di donne alta, perché dire il 40% per STEM è comunque anche sfidante. In realtà poi si è visto che insomma ce l'hanno fatta in contemporanea, Microsoft faceva la stessa cosa, Cisco faceva la stessa cosa. Queste tre le dico, le nomino perché lo so, altre non lo so, quindi non vado oltre queste tre aziende. Però insomma grandi aziende che assumono tante persone all'anno anche in momenti diciamo difficili come questo, e sono riusciti a fare questo. Quindi chiaramente l'azione deve essere questa. Quali sono le azioni all'interno dell'organizzazione? All'interno dell'organizzazione dopo l'assunzione, che è evidente, se non costruisci un parco, no? Poi è difficile poi farle crescere. Mettere in piedi dei percorsi di carriera, quindi proprio secondo me scriverli, cioè pensarlo, mettersi gli obiettivi, disegnare e fare in modo, perché questo è l'altro grande motivo per cui nella mia esperienza poi al momento della promozione, quando devi scegliere o dovevi scegliere, spero, mi piace parlare al passato perché sono una così ottimista, dovevi scegliere tra un uomo e una donna, poi passava l'uomo. Perché? Perché nel percorso della sua carriera l'uomo veniva messo in posizioni importanti e in qualche modo protette dalla famosa squadra di calcio, che lo aiutava a performare, ma lo aiutava, lo dico in senso positivo, nel senso, se ti metto a fare un lavoro difficile ma possibile, non difficile ma impossibile, difficile ma possibile, e la possibilità te la do perché ne hai fatti, perché è possibile raggiungere quell'obiettivo, ma anche perché la squadra con cui lavori ti aiuterà, e quindi il mentoring eccetera, arriverai ad un risultato con più alta probabilità. E la tua sfidante donna, che invece è stata messa in una posizione meno rilevante all'interno di varie posizioni che si potevano liberarsi, meno rilevante, e magari anche un po'
difficile, anche se piccola, però piuttosto improbabile riuscire a raggiungere i risultati, e magari anche senza mentore, magari con una squadra un po' scadente, e comunque bravissima, e quindi ce l'ha fatta comunque ad arrivare, ma quel risultato toccava il 10% dell'azienda, mentre quello del suo concorrente maschio toccava il magari 40% dell'azienda. Allora si sceglie il maschio. Allora questi sono dei comportamenti e delle forme mentali che i leader, che sia accademia, che sia, io sono anche nel Consiglio di Ca' Foscari adesso, vedo che il direttore che c'è adesso, che poi è il nostro compagno di liceo di Udine, anche lui è un friulano, onestamente questa cosa l'ha proprio capita. Io non so perché, a volte perché hanno figlie femmine e capiscono più velocemente, questa è la mia analisi, non è scientifica, è così esperienziale, sociologica. Se hanno figlie femmine capiscono prima, a volte perché alla fine sono cresciuti in questa cultura. L'attenzione ai percorsi di carriera delle donne aiuta proprio a creare quella situazione in cui poi si creano i modelli, si capisce che il mentore è importante, si capiscono che questo sono cose rilevanti. Io immagino, adesso non voglio che un presidente di regione donna abbia avuto una visibilità, non lo so, non vivo in Friuli, quindi non so, leggo poco le cronache friulane, di la verità, però probabilmente ha avuto più visibilità probabilmente di un sindaco che magari sta in un capoluogo importante della Lombardia, che non cito perché non so se ci sono sindaci, diciamo anche Letizia Moratti a suo tempo e Serracchiani in Friuli in questi anni. Probabilmente la visibilità può essere diversa, differente, è importante. Cioè, se venivano tutte e due lasciate in posizioni non rilevanti, venivano tanto meno messe meno alla prova, meno alla ribalta, ma non era una ribalta mediatica per i media, è proprio per la consapevolezza che poi ci sono queste persone in queste posizioni, poi positivo o negativo che sia, quelle sono opportunità proprio di... Per lungo tempo abbiamo parlato per le donne del cosiddetto soffitto di cristallo, cioè di quella impossibilità di arrivare ai vertici. Poi però abbiamo capito che non c'è solo il soffitto di cristallo, che quello un po' alla volta si riesce a sfondare. Il problema poi diventa non essere messi all'inizio di un pavimento scivoloso dove si va sempre verso il basso, ed è il caso delle donne messe a salvare le banche, e anche in questa regione ne abbiamo esempi, è il caso delle donne messe anche in Norvegia nelle imprese in situazioni disperate, dove poi se si raggiunge il risultato è un miracolo, e comunque il miracolo è sempre in un'impresa marginale, perché se l'impresa fosse stata importante non te l'avrei affidata. E invece dove non si raggiunge il miracolo è la prova che le donne hanno una minor propensione al rischio, meno abilità di imprese e tutti quegli stereotipi e luoghi comuni su, diciamo, latamente le capacità delle donne di competere. Su questo punto, insomma, si sono scritti libri anche su questo, no? Gli Ice Cliff, come li vogliono chiamare, comunque sia... su questo ancora non abbiamo superato, mentre il soffitto di cristallo sembrerebbe appunto l'abbiamo in qualche modo dal basso, come dico, si rompe più facilmente dal basso che dall'alto, evidentemente l'abbiamo provato che si può fare. Questa cosa ancora non è stata superata, anzi bisogna che siamo in piena attuazione, no? In RCS adesso c'è una donna, vediamo se RCS si salverà o meno, ma insomma i conti non sono esattamente ottimali. Quindi succede che nel momento in cui non sai proprio cosa fare, mettiamoci una donna, tanto prendiamo tempo. Chiaramente non è superato, ci vorrà molto tempo. Secondo me adesso siamo in una situazione un attimo un po' di stallo, dove io come suggerimento in generale do quello vediamo di coltivare la squadra, vediamo di coltivare un attimo le generazioni un po' più giovani e aiutiamoli a venire fuori, e non solo i picchi, non solo quindi i talenti, il super merito, il super laureato, perché quella persona che probabilmente è super laureata con PhD, studiato all'estero, aveva avuto anche degli aiuti prima, quindi aiutiamo anche una seconda e cerchiamo di coltivare, perché alla fine è questione veramente di far crescere più persone nelle posizioni per riuscire per arrivare a questi luoghi comuni. Appunto il luogo difficile ci metto la donna, che sono assolutamente veri, perché se ci fermiamo un attimo ci saranno almeno 20 esempi che possiamo fare, no? Proviamo allora a interrogarci su questi modi per far crescere il numero
Da qualche anno, e qui avere una donna come preside della facoltà di economia, la professoressa Brollo, poi direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, vuol dire avere una mentore che porta avanti, partendo dagli studi economici e dalle scienze sociali, porta avanti una certa visione del mondo, e sicuramente da noi questo è servito. Ed è servito come? Innanzitutto abbiamo promosso, è stato promosso presso l'università già 10 anni fa, un incentivo economico per le ragazze che si iscrivessero alle facoltà scientifiche. Perché? Perché dalle facoltà scientifiche, capiamo adesso quali sono i meccanismi, è più facile trovare posizioni di lavoro migliori, sia dal punto di vista della carriera, sia dal punto di vista, diciamolo, anche economico, perché non bisogna aver paura a parlare di profili economicamente soddisfacenti. Poi abbiamo provato a costruire per la prima volta una banca dati dei talenti femminili, e cioè un meccanismo che raccolga il curriculum di donne, di ragazze, di laureate, di donne con esperienza professionale brave, da proporre sia per i ruoli dei nominati o delle nominate per i CDA, ma anche da proporre alle imprese per dire: guarda, non hai scuse, le donne brave ci sono. E in questa banca dati dell'Università di Udine ci sono ormai 500, più di 500 curriculum di donne, ragazze, ripeto, con le più varie provenienze, brave. Brave come? C'è una commissione che si riunisce, una commissione di donne e uomini, che valuta questi profili e li ammette in questa banca dati ove li ritiene interessanti. Poi alcune imprese, direi le imprese grosse del territorio, si sono interessate a questa iniziativa e hanno iniziato a guardare lì dentro per pescare non dei talenti da nominare, ma dei talenti da inserire, che è un po' quello di cui stiamo parlando. Questa è un'ipotesi, sicché abbiamo il meccanismo super promozionale per l'iscrizione, abbiamo avuto il meccanismo promozionale per l'inserimento professionale. Adesso io mi chiedo, oltre a mettere in piedi una squadra di calcetto al femminile, abbiamo altre idee su questo palco da portare, anche che vengano dalla vostra esperienza? Cioè, che cos'è che oggi può renderci uguali facendo la differenza? Beh, intanto mi compiaccio per questa iniziativa, mi pare veramente molto importante e spero che porti frutti. Porta. Per l'accademia, per l'università la situazione è molto complicata e comunque dipende molto dall'ambito di studio. L'ho detto prima, insomma, l'ambito scientifico ha delle caratteristiche molto diverse da quello degli studi umanistici, ed è lì dove mancano, dove le ragazze si iscrivono di meno, in particolare a fisica, ingegneria chimica, matematica. E in questo caso direi che parlo da insegnante a questo punto. A me sembra che il problema sia proprio quello di prenderle un po' prima, cioè bisogna arrivarci un po' prima, non bisogna, cioè all'università è un po' troppo tardi, perché se non si iscrivono vuol dire che qualcosa non ha funzionato prima. Allora, voi mi direte, ma se le ragazze non si vogliono iscrivere, basta, perché preoccuparsi? Ma perché? Perché, l'abbiamo detto prima, escono dai licei, dalle scuole superiori con degli ottimi voti. Per quale motivo perdere? Perché una società deve perdere questo capitale umano, cioè non perderlo, però magari sfruttarlo nel modo meno adeguato. Io sto parlando, cioè mi metto dalla parte della comunità, non penso al fatto che sono una donna, penso al fatto che forse a una comunità conviene che dei migliori di queste ragazze, o anche molte di queste brave ragazze, forse si occupino anche di cose che sono che servono anche per far progredire un paese, cioè non che ovviamente occuparsi di
egittologia o di filologia romanza non sia importante, è importantissimo, io lo amo molto, ma voglio dire, si tratta di direzionare anche verso questi ambiti che sono più respingenti per qualche ragione, anche quelle ragazze che potrebbero fare molto bene. E questo probabilmente si deve fare prima, non bisogna aspettare l'università, bisogna cominciare prima, nelle scuole medie, nei licei, non so, qualcosa che, cioè, bisogna intervenire e far capire che non c'è da aver paura, insomma. Forse bisogna direzionare anche gli insegnanti. Beh, le cose sono, dico solo questa cosa, non vi voglio tediare, ma insomma c'è stato negli anni scorsi molto interesse in particolare sulle prestazioni di ragazze e ragazzi nell'ambito della matematica. E uno studio di meta-analisi, cioè che è uno studio che ha analizzato vari studi che si sono verificati, che sono stati condotti in una trentina d'anni, ha visto come il gap, la differenza tra le prestazioni maschili e femminili a varie prove di matematica si fosse ridotta nei decenni. Anche lì è ovvio che non può essere la biologia, vuol dire che è cambiato l'atteggiamento degli insegnanti, è cambiato l'atteggiamento dei genitori a casa, invece di dirti ma tanto cosa te ne fai della matematica, tanto prima o poi ti sposerai, qualcuno penserà penserà a portare a casa i soldi, non è un tuo problema. Cioè io credo che evidentemente forse si può fare qualcosina in più, perché se è cambiato in 30 anni magari ne aggiungiamo altri 30 poi ognuno, insomma, seguirà il corso di studi che preferirà ovviamente, però diciamo dare l'opportunità a tutti di poter scegliere è un'altra cosa. Diciamo, la questione è anche essere messi in condizione di voler volere qualcosa che forse non si era immaginato per te. Esatto. Cioè, a me viene a rispondere a questa domanda come, vabbè, è l'università che deve occuparsene, no? Giustamente l'università invece risponde prima, dice bisogna farlo ancora prima. Io penso che parlarne oggi, per esempio, vedo che comunque siamo 50 e 50, non sono tutte donne, oggi per me questa è una buona notizia. Anche parlarne da questo palco e spostarci o comunque andare avanti rispetto al discorso sulle quote, no? E guardare invece a cosa si può fare in modo più ancora più strutturale rispetto anche al futuro, è veramente parlarne. Cioè, io spero che i media continuino, perché se avete notato, andate guardate un attimo e vedete che questo discorso delle STEM, delle materie scientifiche sta cominciando a venire un po' più a galla. Bisogna continuare a parlare sperando che l'attenzione mediatica, media che siano media tradizionali o che sia soprattutto ovviamente internet, che arrivi anche ai ragazzi, che arrivi alle famiglie, che arrivi alle scuole, che si facciano queste, cioè alla fine questa triennale, la laurea triennale, per me la buona notizia è che se c'è la triennale puoi fare una triennale scientifica, se poi vuoi fare studi umanistici lo fai dopo, no? Cioè, questo non potrebbe essere una... Io lo vedo a Ca' Foscari, che è difficile come università, perché è una università che nasce come università umanistica e economica. L'economia piano piano si è un po' ritirata, è rimasta molto umanistica, c'è un po' di scienza che arriva, anzi abbastanza, dalla parte della chimica, diciamo. Quindi è una sede universitaria piuttosto complicata, Ca' Foscari, da questo punto di vista. Abbiamo messo insieme due elementi che sono arte e tecnologia per guardare il futuro, no? Come elementi di sviluppo di Venezia, di Ca' Foscari, del paese, e farne un punto di eccellenza a livello mondiale. L'iniziativa della settimana scorsa, organizzata da Microsoft a Ca' Foscari, un evento europeo su una cosa che si chiama Nuvola Rosa, che è questa iniziativa appunto che guarda le giovani ragazze e le materie scientifiche. L'abbiamo fatta a Venezia, l'argomento era proprio mettere insieme tecnologia, quindi diciamo technology, che poi appunto più diciamo STEM, e arte, quindi materie umanistiche, e rivolgersi alle giovani dai 16 ai 24 anni. Sono delle 300 ragazze da tutta Europa, nell'evento finale. Allora, sono delle cose piccole e grandi, per un'azienda sono grandi cose in realtà, per la società sono mediatiche, cioè alla fine se ne parla, l'impatto può essere mediatico. L'esempio, il modello non è più una persona, ma è magari un'impresa e un'università, o più imprese e più università che fanno queste cose, parlano di queste cose, che sono secondo me la soluzione. Cioè, io penso che questa sia una delle soluzioni, cioè di fatto iniziare a parlarne partendo dai 15-16 anni e poi portare alla... Però prima che scelgano... Assolutamente prima che scelgano, se non si parte dai 15-16 anni... Sì.
Sono molto d'accordo. Intorno al 2003 c'era stato un calo di iscrizioni in generale, non solo dei ragazzi, ma in generale ragazzi e ragazze non si iscrivono più insomma si iscrivono molto meno alle facoltà scientifiche, e quindi fu organizzato un tavolo presso il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un tavolo per le lauree scientifiche, diciamo, e questo tavolo aveva il compito di generare e promuovere iniziative di orientamento della scuola verso l'università e in particolare le materie scientifiche. E sono stata ad una di queste riunioni dove ho aggiunto, visto che la crisi, diciamo, è passata, quel piccolino è stato recuperato fortunatamente e adesso, insomma, è tutto ricominciato abbastanza regolarmente a funzionare, ho detto però aggiungiamo questo problema della differenza di genere, perché questa invece sì che è ancora un'emergenza, quindi abbiamo recuperato le iscrizioni verso le facoltà, comunque i corsi di studi scientifici, però rimane il problema che appunto il divario, insomma, tra le ragazze e i ragazzi rimane ancora abbastanza importante, quindi magari c'è stato un attimo di perplessità, perché sì, effettivamente è vero, ma è interessante come appunto si sia pensato al problema in generale, ma non si sia pensato al fatto che questo problema invece andava scomposto, perché ci sono diversi fattori che hanno contribuito evidentemente a questo calo. Anche perché su questo mi piace aggiungere qualche riflessione di diritto del lavoro. Donne e uomini nel mondo del lavoro non sono uguali. Non sono uguali non per, a questo punto, il capitale di partenza, non per gli studi in cui le ragazze riescono molto bene, ma per quelle difficoltà sociali, per quelle difficoltà di compiti, di possibilità che loro stessi a un certo punto frappongono fra sé e una carriera. E un tema su cui ci stiamo confrontando molto è quanto la rivoluzione tecnologica e digitale che ci apprestiamo ad affrontare cambierà il mondo del lavoro e in particolare potrà essere un volano per le donne, perché deve essere molto chiaro che o questa società recupera le donne per il valore che hanno e che è una parte di capitale, abbiamo detto, che rimane lì ma non viene utilizzato, oppure ben difficilmente ci sarà altro su cui lavorare. Cerco di spiegarlo ancora meglio. Se la nostra società in questo momento è poco competitiva, poco attenta a valori economici e a valori sociali, da qualche parte li deve prendere. E qual è quella parte di società che è rimasta indietro? Donne e giovani. Soprattutto il mix donne e giovani. Sicché, come lavoristi, adesso cerchiamo proprio di interrogarci su questa rivoluzione digitale che in prima battuta sembra cambiare in peggio il lavoro. Penso al mondo dei voucher, penso al lavoro smaterializzato, penso alla precarizzazione dei rapporti contrattuali che poi diventa precarizzazione delle relazioni professionali. E penso che invece dalla rivoluzione tecnologica le donne dovrebbero uscire vincitrici, soprattutto le donne giovani. Questo perché? Perché lavorare in un modo flessibile può essere di grandissimo aiuto a chi deve mettere insieme tante situazioni diverse. La maternità è una di queste, ma anche una vita sociale, una vita pubblica, degli interessi personali che le donne coltivano in larga parte, oltre al calcetto, a questo punto, che diventerà tra i miei principali interessi. Allora, che cosa cerco di dire? Cerco di dire che dobbiamo a questo punto, negli ultimi 5 minuti del nostro discorso, in cui poi vorremmo coinvolgervi, è cercare di guardare dal nostro punto di vista professionale, di provenienza, la chiave di volta per queste donne e uomini e quote di genere nel mondo dell'impresa, del lavoro e delle scienze.
Dal punto di vista della lavorista, la chiave di volta saranno le nuove tecnologie. Se noi donne e donne giovani ci facciamo forza e iniziamo a usarle a nostro vantaggio, non a subirle. Allora, sono d'accordo e penso che la trasformazione digitale a cui stiamo comunque andando attraverso, no? Ci sta arrivando, ma ci siamo in mezzo, un po' rimette un po' tutto in ordine, no? È come se si rifacessero i blocchi di partenza, no? Che era un po' l'espressione che si usava quando si parlava appunto anche del merito, e che è il simbolo di questa edizione, la famosa uguaglianza ai blocchi di partenza. Un po' sta rimettendo le cose in ordine, no? Cioè sta un po' come tracciando un'altra riga d'uguaglianza di fatto, no? Cioè nel senso, questo alla fine questo può essere uno strumento. Io sono, essendo stata una delle persone che ha testato il lavorare da casa negli anni 90, quando stavo in Inghilterra, e quindi essendoci passata negli anni 90, poi alla fine io mi rifugio in ufficio a lavorare invece, devo dire la verità, come reazione, no? Perché poi lavorare da casa, però insomma non diciamoglielo tantissimo a queste giovani donne, diciamogli che è una bella cosa. Però effettivamente cambia la vita. Tanto per cominciare, una cosa che sta accadendo nelle imprese è che siccome i posti di lavoro, nel senso la scrivania, no? Cioè il metro quadro e i 2 metri quadri per persona costano, il lavorare da casa o dare la possibilità alla flessibilità grazie alle rivoluzioni digitali di fatto abbassa i costi aziendali. Quindi sarà certamente sempre di più promossa, perché meno metri quadri in ufficio, ho 100 persone, ma se ne posso riceverne solamente 70, 30% ogni giorno devono lavorare da casa. Questo, lo smart working, alla fine della fiera, è un taglio di costi fissi delle aziende. Giriamo nel positivo, sfruttiamo questa cerchiamo di capirlo prima, no? E quindi questo, per questo dico, potrebbe essere una nuova linea della partenza, insomma, dei blocchi di partenza, perché effettivamente questo sarà, alcune aziende ce l'hanno già in pieno e ci si arriverà. Perché i primi esperimenti sono andati male, ve lo dico, negli anni 90 quando si è provato questa cosa di fatto è andata veramente male. In realtà adesso sta proprio funzionando, quindi perché la tecnologia è cambiata, cioè fino ai 90 è vero, avevamo il computer, la mail, ma il computer pesava, cioè ti portavi a casa il portatile, ti ammazzavi, ti veniva la scogliosi, no? Quindi pesava, le reti, le infrastrutture diciamo di rete nelle case non era il wifi che abbiamo adesso, cioè era tutta un'altra cosa, quindi è evidente che la digitalizzazione anche delle telecomunicazioni è cambiato tutto, no? Cioè è un discorso sia di software che di hardware che di rete, per cui è evidente che tutto è molto cambiato, con gli esperimenti iniziali poi adesso si ricomincia a farli. A volte sorrido quando sento parlare di queste cose, ma ci sono passate e mi ricordo che venerdì poi lavoravo in ufficio, perché tanto a casa onestamente mi cadeva di tutto, se lavoravo a casa succedeva di tutto sempre, no? Quindi era meglio. Però insomma io penso che sia sicuramente una delle cose insieme comunque alla facoltà scientifica che riporterà così una certa competitività, mettiamola così, un po' più equa nel mondo del lavoro. Beh, devo dire, nell'ambito della ricerca scientifica una cosa che vedo con grande favore è che ci sono sempre più ragazze che sono diventate delle coder, cioè programmano, che è una cosa straordinaria. Quando ho iniziato, insomma, non ce n'erano, c'era un timore pazzesco, adesso vanno come le schegge, è divertente. Direi, ecco, per chiudere questa nostra prima parte, le ragazze programmano e si programmano. Vi ringrazio per l'attenzione.